Salve a tutti, in questi giorni in cui non posso trovarmi a giocare attorno a un tavolo con gli amici, ho pensato a quali sono le possibilità per comunque poter comunque fare una partita. No, io fortunatamente ho a disposizione un buon numero di titoli, di giochi da tavolo, come potete vedere alle mie spalle, alcuni dei quali prevedono anche una modalità in solitaria, ad esempio un titolo abbastanza recente, uscito da poco, come potete vedere permette di giocare anche da solo. Questo mi permette comunque di intavolare qualche partita, di giocare anche da solo e di passare un po' il tempo. Immagino comunque purtroppo che molti di voi non abbiano questa disponibilità e quindi vorrei darvi alcuni piccoli suggerimenti su quali sono le alternative a quello che può essere una disponibilità di questo tipo. In primis, sicuramente tutti, quasi tutti avrete a disposizione un tablet o uno smartphone e con questi potete trovare le versioni digitali, le versioni mobili di molti giochi da tavolo. Moltissime case editrici hanno convertito i loro titoli in una versione mobile, ne potete trovare molti sugli store che usate abitualmente per scaricare le applicazioni. Potete trovare dai giochi che sicuramente tutti conoscete come Monopoly a giochi più moderni diventati comunque ormai dei classici come Carcassonne, oppure a cose più recenti, ad esempio questo, Pandemia, un gioco molto famoso, molto, molto piacevole, che tra l'altro in questo momento è pure di attualità. E qui solitamente le modalità sono per giocare da soli, anche se alcuni prevedono la possibilità di giocare comunque in gruppo. Se invece avete voglia proprio di giocare una partita con altri giocatori, o con i vostri amici o con giocatori da tutto il mondo, potete affidarvi ad alcuni siti web che sono diventati dei veri siti di incontri per giocatori per intavolare delle partite. Personalmente in questo momento sto sperimentando questo, si chiama Board Game Arena, mi permette di giocare con gli amici, creiamo delle partite virtuali o avrei la possibilità di giocare con giocatori che provengono da altre parti del mondo. Ne esistono altri, ad esempio Tabletopia, Brett Spielwelt, oppure Yukata. Questi sono solo alcuni di quelli che sono disponibili sul web. Facendo una piccola ricerca con Board Game Online su un qualsiasi motore di ricerca ne potete trovare parecchi. La maggior parte sono gratuiti, alcuni prevedono un piccolo pagamento di una quota per avere un'utenza premium, ma solitamente non è necessaria, e sono molto interessanti perché prevedono una trasposizione molto realistica dei giochi da tavolo in versione digitale, è presente sempre il regolamento e spesso ci sono dei tutorial che vi permettono di imparare i giochi che non conoscete, quindi non ci sono assolutamente più scuse. Una terza alternativa, che però è più dedicata al gioco comunque in casa, senza avere a disposizione i giochi da tavolo, sono i giochi print and play. Se non sapete cosa sono, i giochi print and play sono dei giochi che non sono mai stati pubblicati, che sono resi pubblici, resi disponibili al pubblico in versione digitale. Sono semplicemente dei file da stampare. Io ad esempio in questi giorni ho scaricato questa piccola raccolta fatta da un gruppo di inventori di giochi italiani. I giochi, come potete vedere, prevedono il regolamento, delle schede, delle cose probabilmente alle volte da ritagliare, come delle pedine. In questo caso c'è il regolamento, tabella di gioco, le pedine. Alle volte possono prevedere l'utilizzo di semplici materiali, come possono essere dei semplici dadi, gomma, matita, delle forbici per tagliare il materiale, e sono un'ottima esperienza perché ne potete trovare veramente di tutti i tipi. Ce n'è per tutti i gusti, per giocare da soli, per giocare in compagnia,
Quello di cui avete bisogno è una connessione internet, un po' di voglia di fare una piccola ricerca su un motore online cercando board game o giochi da tavolo o print and play, una stampante, delle forbici e del piccolo materiale. Qui potete vi potrete divertire molto, se avete dei bambini, se avete dei ragazzi con cui fare passare del tempo, è un'ottima occasione per sperimentare qualcosa di nuovo. E quindi niente da fare se non perdere un po' di tempo e cercare e utilizzare questi materiali. Io spero di essere stato utile con questi piccoli suggerimenti. La guida non è chiaramente esaustiva, però vi dà degli spunti su cui poter fare delle ricerche e poter comunque intrattenervi in questi periodi. Ora io vi lascio perché gli amici mi attendono per una partita. Vi auguro buon divertimento e speriamo di trovarci in tempi migliori per giocare tutti assieme.